Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. Disposta oggi l'autopsia sul corpo di Francesco Bacchi, il ventenne di Partinico morto all'alba di ieri dopo la rissa davanti a una discoteca Balestrate. Indagati sul caso, oltre ad Andrea Cangemi, altri 5 ragazzi. Alleggia l'ipotesi del matrimonio combinato dietro la morte di Fauzia Islam, la 17enne palermitana di origini bengalesi scomparsa l'8 gennaio scorso. Sui social una compagna di scuola della ragazza ha scritto: detto da una prof, le avevano combinato un matrimonio e lei si è ribellata. Arrestato dai carabinieri 28enne catanese trovato in possesso di ben 6 kg di marijuana nascosta sul balcone di casa sua. La droga è stata sequestrata e il giovane è stato trasferito nel carcere di Piazza Lanza. La Guardia di Finanza ha sequestrato 14 terreni di oltre 84.000 m² ad una persona residente a Troina in provincia di Enna. Il soggetto è responsabile di numerosi reati di natura economica, in particolare di truffa aggravata. Indagati 2 uomini per aver cagionato un disastro ambientale a Lipari, mediante l'esercizio non autorizzato di attività estrattiva di materiale pomiceo. L'intera area in cui l'attività veniva svolta è stata sottoposta a sequestro penale. Per tutti gli approfondimenti di queste notizie potete consultare il nostro sito www.newsicilia.it e i nostri canali social. Arrivederci!